L'avvio della raccolta differenziata non piace a moltissimi cittadini di Agrigento e non piace neanche al consigliere comunale Nuccia Palermo. Perché? Io intanto volevo sottolineare che ho letto la nota inviata dall'assessore Fontana, che con tutto il rispetto per l'assessore Fontana, più che una dichiarazione pubblica e ufficiale di un assessore al ramo, sembra più una scrittura al diario segreto, al diario del cuore. Fatta questa precisazione, siamo un po' stanchi di continuare a bacchettare la città di Agrigento, la cui città ha permesso tutti i personaggi politici della città, appunto, di Agrigento di essere seduti in quelle poltrone, e soprattutto siamo stanchi di non riuscire mai a sentire avete ragione, forse potevamo organizzarci meglio. Noi abbiamo avuto un'informazione scarsa, a parte il video pubblicato e visto dell'assessore Fontana, che poteva anche andare bene, ma non è servito, non è stato bastevole. Abbiamo avuto 2 giorni prima i cassonetti nella città dei vari quartieri capovolti, senza capire se era il caso di capovolgerli senza una pulizia, senza... Cioè noi abbiamo avuto un grado di disorganizzazione allucinante, e quando sento che si parla di fake, quindi di notizie false, dando per false anche tutte quelle interviste a tutti quei signori di età più o meno avanzata messi in fila ad aspettare il proprio turno, perdendo orari lavorativi e familiari, mi sembra che forse stiamo un po' oltrepassando il limite. Io ho detto in una nota qualche giorno fa che questa amministrazione, soprattutto nel settore gestito dall'assessore Fontana, regna il disordine, se così possiamo definirlo. Abbiamo chiesto come fossero dislocati gli addetti alla pulizia, allo spazzamento. Non abbiamo una programmazione. Assessore Fontana, invece di bacchettare i cittadini, forse è il caso di incominciare ad organizzare bene il lavoro degli uffici e essere presente negli uffici, perché quello che accade sicuramente va rivisto e riprogettato. Quindi io spero che si possa lavorare e si possano raggiungere dei risultati ottimali, ma l'ultima parte della sua comunicazione, dove lei ci dice comunque è partita, sì, ma non può sicuramente renderci contenti, perché è partita, ma è partita malissimo. Un'altra cosa da andare a capire, ad analizzare, è la sostituzione di questi benedetti mastelli, che sono mastelli in plastica e che il più delle volte, per il vento, per il modo di, come dire, spostarli o meno, si possono anche rompere. Ora noi dovremmo capire il costo, perché le voci che arrivano, che credo siano fondate, parlano di un costo che va a carico sempre del cittadino, sia sullo smarrimento dei mastelli sia sulla sostituzione. Ecco, sono tutti degli aspetti che vanno capiti, vanno sottolineati, e va secondo me limato qualcosa. Dovremmo essere meno aggressivi nei confronti della nostra cittadinanza e dovremmo essere un po' più preparati nel modo di gestire. Se ci sentiamo impreparati, invece di sfogarci, forse sarebbe il caso di dimetterci e lasciare lo spazio a qualcuno che magari potrebbe affrontare il problema con meno astio verso i cittadini e con più propensione alla salvaguardia di questi ultimi.